Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta, un'ora e mezza in collegamento con tutte le nostre redazioni nelle varie province della regione e tutti gli aggiornamenti su quanto accaduto in Veneto nelle ultime ore, a partire dalla rapina della tabaccheria di Magrè di Schio. A meno di una settimana dall'accaduto, i carabinieri hanno infatti identificato e arrestato una persona. Si tratta di un minorenne. Gli auguro un buon lavoro ai carabinieri e soprattutto conto sull'operato poi della magistratura, perché... L'augurio di Enrico Cavaliere, il tabaccaio rapinato di Magrè di Schio, di catturare il malvivente che lo aveva derubato dell'incasso giovedì scorso è stato esaudito dagli uomini dell'Arma. A 4 giorni dall'accaduto i militari hanno identificato ed arrestato il presunto colpevole. Si tratta di un 17enne che indossava ancora gli indumenti che aveva durante la rapina avvenuta brandendo un coltello. È entrato questa persona con il coltello, è subito venuto dietro al banco, si è fatto consegnare i soldi dell'incasso. Quando è uscito poi l'ho rincorso gridando. A consegnare l'arma ai carabinieri dopo averla nascosta è stato lo stesso giovane, una lama di 7 centimetri che è stata sequestrata. Il minorenne era riuscito inizialmente a sfuggire in maniera rocambolesca all'inseguimento da parte dello stesso tabaccaio e da un vicino. In sella ad una bicicletta rubata era caduto perdendo parte della refurtiva che ammontava a 250 euro. I carabinieri sono però risaliti alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto durante la perquisizione 32 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato condotto, su richiesta della procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, nell'Istituto Penale Minorile di Treviso, in attesa dell'udienza di convalida da parte del GIP del Tribunale per i minorenni. La tragica morte di Monica Reginato nella chiesa del Duomo di Castelfranco. Domani saranno celebrati i funerali della 55enne morta precipitata sul Sorapis. Ricordarla oggi il fratello Giovanni. Dai clienti e gli amici del CAI tanto l'amore che in queste ore sta dando conforto alla famiglia. La montagna, la natura... Lei era proprio uno spirito libero. Mi ha anche sollevato molto sapere quanto bene le volessero, quanto bene, quante persone l'abbiano ricordata. Sono stati travolti da un'ondata di amore ed affetto che mai avrebbero immaginato. È Giovanni, il fratello di Monica Reginato, la donna precipitata accidentalmente sabato pomeriggio mentre discendeva il canalone Comici, a parlare con il cuore gonfio di gratitudine. Racconta di Monica come una giovane Heidi della loro infanzia, in cui, seppur abitando in città, c'erano sempre verde e caprette. Il suo cartone animato era Heidi, lei si immaginava di essere Heidi, avevamo un bel giardino, saliva sugli alberi e aveva proprio questa passione per la natura. Non li univa la passione per la montagna, ma un amore fraterno e la dedizione per il lavoro nel negozio di mamma e papà. Da quando avevamo 12 anni i sabati li passavamo in negozio e con la famiglia, con i genitori naturalmente si lavoricchiava tra virgolette, nel senso che si dava una mano, e poi appena diplomata, prima lei e poi io, abbiamo cominciato subito. Tanti anche i clienti che in questi giorni si stanno facendo vivi con la famiglia. Monica c'era. Sempre solare, sempre sorridente, sempre a disposizione degli altri. Ha accettato Giovanni la dura legge della montagna, più dura sarà per la mamma di Monica. Monica, che amava profondamente i nipoti, li aveva anche portati in montagna con sé. Mercoledì alle 15:30 saranno tantissimi a volerla salutare nel Duomo di Castelfranco Veneto. Un funerale che è stato anticipato, come racconta proprio Giovanni, anche per lei. Per Monica stessa, che è giusto che riparta per il suo viaggio. La sera stessa. Ed ora ci colleghiamo con Padova, parliamo dell'aggressione ad una 83enne da parte dei suoi cani, che sono 8, sono stati prelevati dalle autorità sanitarie e portati in una struttura veterinaria. Ma per tutti gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti, con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo tornati qui dove questa mattina sono stati prelevati i cani che hanno aggredito l'83enne, una operazione che è stata svolta questa mattina presto, ha richiesto un paio d'ore, sono arrivati i carabinieri, la polizia provinciale, i veterinari dell'ULSS e insomma la notizia è che i cani in realtà sono 8, si era parlato di un numero inferiore e sono stati trasferiti in una struttura veterinaria. Poi ovviamente
ci saranno ulteriori accertamenti da fare. La donna è sempre in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita, e poi c'è anche la notizia che la figlia dell'anziana è indagata per questa aggressione, della quale ancora si cercano di chiarire i contorni di quello che è accaduto. Veramente è una vicenda che ha un po' sconvolto la città, direi, anche alla luce di quello che è accaduto poi in altre zone d'Italia, col bimbo di 11 mesi aggredito dai pitbull proprio nelle scorse ore. Insomma, un tema che sta diventando di grande attualità. Allora, facciamo un po' il punto della situazione su quello che è accaduto e sugli sviluppi delle ultime ore. Filippo, quindi vediamo insieme il servizio, intanto ti restituisco la linea. Eccolo i cani che hanno aggredito un 83enne padovana all'interno della sua abitazione di Mortise, nella periferia di Padova. I cani, che in realtà sono 8, sono stati prelevati dalle autorità veterinarie e portati via dall'appartamento. Un'operazione che si è protratta per un paio d'ore e ha visto impegnati i carabinieri, la polizia provinciale e i veterinari dell'ULSS. La prima ad uscire è stata Kira, che è stata anche offerta in regalo su un sito di commercio online. Un'operazione portata a termine in sicurezza, con gli animali trasferiti nelle strutture veterinarie in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione sulla loro sorte. Intanto sul fronte giudiziario risulta indagata la figlia dell'83enne per lesioni colpose gravissime e malgoverno di animali. C'è infatti da chiarire la dinamica e che cosa abbia fatto scattare l'aggressione, che pare si sia consumata quando la postina ha suonato il campanello, sentendo poi lei stessa le grida della vittima, lanciando l'allarme. L'anziana, che ha subito lesioni gravissime e che ha perso entrambe le braccia ed è ancora ricoverata in ospedale, era stata soccorsa dai carabinieri di Padova, che, entrati nell'appartamento, hanno trovato la donna a terra, priva di sensi, hanno allontanato i cani e chiamato subito i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. Tra le ipotesi che stanno serpeggiando in queste ore, anche la possibilità che nell'appartamento ci fosse un allevamento abusivo di cani. Decine di migliaia di vestiti e souvenir, ma anche chili di prodotti alimentari non a norma sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia nel corso degli ultimi controlli. Al centro dell'operazione soprattutto la zona di Via Piave. Sia come centro storico sia come terraferma è una località che attrae flussi turistici di una certa portata. I servizi svolti negli ultimi giorni partono da quella che è stata una intensificazione più ampia disposta dal Comando Provinciale di Venezia. Sequestro di decine di migliaia di souvenir e vestiti o di decine di chili di alimentari non a norma da un lato, lavoratori in nero, irregolarità delle strutture ricettive extraalberghiere dall'altro. È frutto di un'attività di controllo trasversale il bilancio dell'ultima tornata di controlli della Guardia di Finanza, sia a Venezia che principalmente a Mestre, in cui spicca il sequestro di 17.350 articoli privi delle indicazioni di legge a tutela dei consumatori, in 14 negozi, 9 in centro storico e 5 nell'area di Via Piave. I prodotti sequestrati sono vari dal punto di vista della categoria merceologica. Parliamo sia di souvenir sia di accessori per la persona in genere, comunque di prodotti che possono essere classificati come di uso quotidiano per la persona. In quartiere Piave sono stati sequestrati anche più di 63 kg di alimenti preparati per cottura, cibi e bevande prevalentemente etniche, privi di specifiche informazioni sugli allergeni, che hanno portato alla richiesta di applicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di sanzioni amministrative per 16.000 euro. Di particolare interesse oltretutto è stato un controllo eseguito nei confronti di un soggetto extracomunitario che è risultato gestire 3 locazioni turistiche e dichiarava redditi non congrui rispetto a queste locazioni, motivo per il quale sono stati avviati degli approfondimenti di carattere fiscale. Nel corso dei controlli sono stati individuati anche 3 lavoratori completamente in nero, 2 in zona Piave e 1 in centro storico, ed è stato contestato il mancato rilascio dello scontrino della ricevuta fiscale a 15 esercizi commerciali, 9 a Mestre e 6 a Venezia.
E allora ci spostiamo di pochissimi chilometri rispetto alla zona di Via Piave, andiamo a Venezia perché è iniziato il conto alla rovescia per l'esordio del cosiddetto contributo d'accesso alla città. La data è quella del 25 aprile e sono previste anche delle manifestazioni di protesta da parte di chi non è d'accordo, ma ci colleghiamo subito in diretta con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Detto bene, manca ormai pochissimo, conto alla rovescia, poche ore per l'entrata in vigore della sperimentazione del contributo d'accesso a Venezia. Una sperimentazione molto discussa, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tantissimo negli ultimi mesi e per cui vari comitati e associazioni hanno espresso la loro contrarietà. Uno di questi è il comitato Waterfront, qui c'è il presidente Daniele Vianello. Anche voi avete espresso tutta la vostra contrarietà per l'entrata in vigore del contributo d'accesso. Perché? Buongiorno a tutti, sì, come Comitato Waterfront parteciperemo all'assemblea di oggi che si terrà nella chiesa sconsacrata di San Leonardo, un'assemblea organizzata appunto da tutta la città insieme e Forum per Venezia e Mestre, due associazioni cittadine che hanno fatto sì che molte associazioni cittadine, comitati cittadini aderissero a questa assemblea per dire no a questo ticket d'ingresso. No a questo ticket d'ingresso per tantissimi motivi. Per quanto riguarda il Comitato Waterfront, ovviamente noi difendiamo la residenzialità, quindi la tutela della residenzialità, e ci sembra che il Comune ben farebbe non solo a contingentare gli ingressi, ma dovrebbe limitare, semmai, se li volesse veramente contingentare davvero le affittanze turistiche, far sì che i cittadini, i residenti avessero più case a disposizione, perché lo spopolamento non si combatte attraverso il contingentamento dei turisti in questo modo, ma attraverso una maggiore possibilità per i cittadini e per i residenti di vivere nelle città che sono appunto a Venezia, che sono a Venezia qui. Vianello, secondo lei questa misura è inutile? È assolutamente inutile. Parlano di contingentamento del turismo. Il Comune sa benissimo che c'è un progetto che vuole costruire una stazione ferroviaria che arrivi alla stazione marittima affinché tutto il flusso di turisti dell'aeroporto arrivi direttamente a Venezia. La vendono come un decongestionamento di pendolari che non arriverebbe alla stazione di Santa Lucia ma arriverebbe invece nei pressi di Santa Marta. Ebbene non è così, perché è un servizio ancora una volta pro turismo e sicuramente contro alla residenzialità, contro i cittadini veneziani. Ecco, l'assemblea di oggi vedrà la partecipazione di associazioni, comitati e anche molti cittadini. A che cosa servirà? Ma servirà anzitutto per dare un messaggio a questo Consiglio Comunale e a questo Sindaco, per dire che come cittadini noi non siamo contrari a misure che siano favorevoli e vantaggiose per la città, però vogliamo soprattutto che il Comune e questo Sindaco si occupino di residenzialità, di servizi ai cittadini. Ecco, queste sono alcune delle motivazioni, altre le abbiamo sentite in questi giorni, le sentiremo ancora diffusamente. Ricordiamo che il 25 aprile seguiremo anche con collegamenti in diretta a quello che accadrà con l'entrata in vigore della sperimentazione del contributo d'accesso, quindi da una parte la spiegazione dell'amministrazione, ci saranno appunto rappresentanti dell'amministrazione con forze in campo che spiegheranno che cosa succede, come funziona a chi non lo sapesse. Dall'altra ci saranno appunto i comitati, le associazioni contrarie all'entrata in vigore del contributo. Io ringrazio il presidente del comitato Waterfront Daniele Vianello, qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, in collegamento in diretta da Venezia con la collaborazione tecnica di Sandro Pon, che avete visto fa molto freddo anche a Venezia, e queste sono giornate, inutile dirlo, caratterizzate da una robusta ondata di maltempo, un maltempo che mette a repentaglio anche i vigneti del nostro territorio. Noi adesso ci colleghiamo in diretta con Bassano del Grappa, dove si trova per noi Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon.
Sì, buongiorno Filippo, fa molto freddo anche qui a Bassano del Grappa, come noterai dal vento, e sì, il maltempo sta mettendo in difficoltà l'agricoltura del territorio, in particolare il settore vitivinicolo. Io sono in compagnia dell'enologo Marcello Gottardi, buongiorno. Salve, buongiorno. Ci racconti la situazione, qual è? La situazione è abbastanza drammatica, in quanto le temperature si stanno abbassando sempre più, abbiamo neve a bassa quota, quindi intorno ai 700-800 metri, e la vigna ne risente molto. Abbiamo già avuto prova settimana scorsa con una forte grandinata che ha messo un po' in ginocchio i germogli, e adesso col freddo i 40 centimetri ne stanno risentendo molto. Ecco. Prima mi raccontava che una gelata potrebbe portare a una situazione veramente molto grave. Di cosa parliamo? Parliamo di una perdita importante, cioè una gelata può compromettere l'intera produzione, quindi andremo a perdere quasi un 90% del germoglio e quindi della produzione stessa. E noi nella zona pedemontana fortunatamente abbiamo la Valsugana, abbiamo un microclima che mitiga un po' tutto questo, però le previsioni non promettono nulla di buono e di conseguenza può essere che i prossimi giorni la pianta ne risenta. Lo ha detto lei, le previsioni non promettono nulla di buono. Che percentuale c'è che arrivi una gelata a breve, quindi in questo momento? Sì, la percentuale è alta, noi purtroppo non possiamo fare nulla e dobbiamo aspettare, è un po' la nostra vita, insomma l'agricoltura, la viticoltura è questo, ci adattiamo e ci evolviamo con il clima. E dovesse arrivare veramente una gelata e si dovesse perdere il 90%, che cosa si fa poi? Non si ride, si piange. E basta, non si fa nient'altro. Si spera che la pianta, per quanto forte sia, riesca a riprendersi con eventuali altre gemme latenti, e sicuramente non sarebbe la stessa cosa assolutamente. Filippo, con Marcello adesso vi facciamo vedere esattamente che cosa sta succedendo alle gemme, corretto? Avviciniamoci, questa è una parte, allora, giusto, ci racconti? Esattamente, qua abbiamo un germoglio che è venuto fuori da poco e si vede che ne risente già adesso del freddo, che è un freddo pungente. L'aria fortunatamente non permette all'umidità e all'acqua di gelare e quindi di compromettere il germoglio, però è molto a rischio. Qui abbiamo delle foglie che ne stanno risentendo, già danneggiate dalla grandine, però come potete vedere il colore cambia e cominciano a seccarsi. Grazie al nostro ospite. Filippo, per il momento è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Shannon Di Carlo in collegamento da Bassano del Grappa con la collaborazione tecnica di Renzo Rigone. Noi andiamo a vedere anche che cosa è successo, se rimaniamo sempre a parlare di maltempo naturalmente, sull'altopiano di Asiago. Mezzo metro di neve sul Grappa, nevicate abbondanti sull'altopiano e fino a mezza costa sulla spalla del comprensorio che domina Bassano del Grappa e la pianura veneta. Il maltempo continua a imperversare sulle alture del Bassanese, dove nevica quasi ininterrottamente ormai da più di un giorno. Sul massiccio del Grappa ci sono quasi 50 cm di coltre bianca e la provincia è già intervenuta con un'operazione fuori stagione per tenere pulite le strade. In altopiano invece nevica anche ad Asiago, addirittura è stato imbiancato l'abitato di Rubbio, diviso territorialmente a metà fra Lusiana Conco e Bassano. Tanta neve anche a Gallio, Cesuna e nell'area del Monte Corno, dove di solito ad aprile arrivano già le prime fioriture. Accumuli importanti sui rilievi dalle Melette al Verena e nella piana di Marcesina, ma anche a Enego e Rozzo. L'altopiano intero è stato trasformato in una cartolina da fiaba, immagine che si era vista raramente durante l'inverno o che addirittura non si era vista. La coda della stagione fredda, che ha portato le minime sotto lo zero in montagna e attorno ai 4 gradi in pianura, sta complicando un poco la vita degli altopianesi e la faccenda potrebbe protrarsi almeno per un altro giorno ancora. Poi, come raccontava anche Mario Rigonister nei suoi libri, il cuculo chiamerà una volta per tutte la primavera e la neve sarà solo un ricordo.
Il colpo di coda dell'inverno si è abbattuto anche su tutta la montagna bellunese, nevicati anche a bassa quota e piogge nelle vallate stanno caratterizzando questa anomala fine di aprile contrassegnata dal maltempo che parrebbe essere destinato ad accompagnarci almeno fino al prossimo fine settimana. Il bollettino emesso stamattina da ARPAV che misura la neve fresca al suolo potrebbe essere quello di un tipico periodo invernale. Nelle 24 ore le Dolomiti settentrionali si sono ammantate nuovamente di bianco con cumuli fra i 5 cm a Cortina e i 40 a Montepiana di Auronzo. Scenario identico sulle Dolomiti meridionali dove i cumuli di neve fresca variano dai 10 cm di Frassenè ai 30 delle Pale di San Martino e del Monte Rita Cibiana. Sulle prealpi bellunesi, se possibile, la quantità di neve è ancora maggiore. 30 cm in Val Salatis, Faverghera sul Nevegal e Piancansiglio. 25 cm sono stati misurati ai 1540 metri del Monte Grappa e 22 a Pranolza di Trichiana, 700 metri in meno di quota. Fortunatamente la neve non ha condizionato la viabilità regolare lungo la rete gestita da Veneto Strade. Vita facile per gli automobilisti che ancora non hanno provveduto al cambio delle gomme invernali, mentre chi diligentemente il 15 aprile ha sostituito le dotazioni di stagione è stato costretto a fermarsi per montare le catene. Instabilità e insidie piovaschi saranno ancora presenti per tutta la settimana con temperature minime stazionarie o localmente in calo e massime in leggera ripresa, comunque sotto la media. Per cominciare a respirare di nuovo aria primaverile bisognerà attendere la prossima settimana, probabilmente a cavallo del ponte del 1° maggio. E a proposito di maltempo, poco prima delle 9:30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in Campo Santo Stefano a Venezia per un'installazione della Biennale d'Arte in procinto di cadere a causa del forte vento e delle avverse condizioni meteo di questi giorni. I pompieri, come vedete, con una scala hanno distaccato del tutto l'installazione, in parte già divelta. Sul posto era presente anche la polizia locale. Le operazioni di rimozione dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Torniamo a parlare di cronaca e di controlli della Guardia di Finanza in locali, bar e ristoranti dell'Alta Padovana. Il bilancio è di decine di lavoratori in nero. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza in decine di bar, ristoranti e locali di intrattenimento in provincia di Padova, specie nell'Alta, per controllare le posizioni di chi lavora in questo settore. Il bilancio è di 40 lavoratori in nero e di 16 irregolari. Nello specifico i finanzieri del gruppo di Padova, dopo un'attività di indagine, hanno controllato numerose attività, identificando 19 lavoratori in nero, di cui 2 privi del permesso di soggiorno, impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e 14 lavoratori irregolari assunti con un contratto a chiamata senza la preventiva comunicazione di inizio della prestazione lavorativa che spetta al datore. E al termine di ispezioni nell'Alta Padovana la compagnia di Cittadella ha intensificato i controlli nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, identificando 4 lavoratori in nero e 2 collaboratori familiari irregolari, sprovvisti di una propria posizione assicurativa. Nella Bassa Padovana invece, nei pubblici esercizi e imprese nel settore della ristorazione, del tessile e dei servizi alla persona, la compagnia di Piove di Sacco ha individuato 11 lavoratori in nero, mentre la compagnia di Este 6. Nel corso di questi ultimi accertamenti è emerso come le retribuzioni del personale non regolarmente assunto venissero corrisposte esclusivamente in contanti. I casi sono stati segnalati anche all'Ufficio Territoriale del Lavoro per le sanzioni amministrative ricomprese complessivamente tra un minimo di 215.000 euro e un massimo di oltre 1 milione di euro. La Guardia di Finanza ha chiesto anche 10 provvedimenti di sospensione delle attività. I finanzieri di Schio invece hanno denunciato un evasore totale che non aveva dichiarato ricavi per oltre 300.000 euro. Inoltre l'uomo ha percepito il reddito di cittadinanza per 13.000 euro. Schio non presentava alcuna dichiarazione fiscale dal 2016, occultando ricavi per oltre 300.000 euro e percepiva inoltre da circa 2 anni anche il reddito di cittadinanza. È stata la Guardia di Finanza a identificare un evasore totale, un lavoratore autonomo nel settore edile, che ora dovrà spiegare al giudice la sua condotta.
Avrebbe incassato complessivamente oltre 13.000 euro come sussidio, presentando documentazioni che non sarebbero state veritiere, e per questo è stato segnalato all'INPS e all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase e per le somme indebitamente erogate. Non ce l'ha fatta Stefano Del Piero, 49enne, poliziotto in forza alla questura di Treviso, colpito da un malore la notte tra mercoledì e giovedì della settimana scorsa, è espirato ieri al Cafoncello. Gli organi sono stati donati. Amava la strada, il suo lavoro, da 20 anni in questura, da sempre a bordo della volante. Una passione, quella di Stefano Del Piero, non si tirava mai indietro, sempre pronto e professionale. 49 anni, lavorava a Treviso, ma era residente a Pordenone, dove era molto conosciuto. Non era sposato, aveva dedicato la sua vita a questa professione. Da sempre poliziotto, amava la divisa. Il malore fatale è avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì, aveva terminato il suo turno 19:24 ed era tornato in ufficio per la stesura degli atti. Ad un tratto si è accasciato a terra. A trovarlo il collega che era con lui in turno e che si era assentato per andare a fare rifornimento poco distante. Quando è tornato lo ha trovato privo di conoscenza. Immediatamente è stato dato l'allarme al suo M118 ed intanto sono iniziate le manovre di rianimazione. All'arrivo dei sanitari le condizioni di Stefano Del Piero erano gravissime. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove ha combattuto tra la vita e la morte per 5 giorni. Ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, le speranze che potesse farcela con il passare delle ore si erano ridotte al lumicino. Il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nello sconforto i familiari e tutti i colleghi della questura di Treviso e Pordenone. I funerali del 49enne si terranno nella chiesa del Sacro Cuore a Pordenone, sua città natale. A Vicenza un operaio che non veniva pagato per protesta ha deciso di demolire il cantiere nel quale lavorava. Con un trapano pneumatico demolisce i lavori di muratura da poco eseguiti. Qualcuno segnala alla polizia la presenza sospetta dell'uomo in un cantiere di via Bellini a Vicenza. Gli agenti arrivano sul posto e lo identificano. Si tratta di un egiziano di 26 anni, in regola con il permesso di soggiorno, che spiega di aver eseguito dei lavori ma di non essere stato ancora pagato dal proprietario, nonostante i ripetuti solleciti. Per questo motivo ha deciso di demolire il lavoro da lui stesso realizzato. Nel frattempo accorre nel cantiere un altro operaio che cerca di calmarlo, spiegando che si tratta di aspettare solo qualche giorno per ricevere il pagamento come gli era stato promesso. A quel punto il 26enne egiziano ha deciso di andare via in attesa che il pagamento venga effettuato. Violenza nel cuore di Treviso, in Piazza dei Signori. Ci racconta tutto Anna De Roberto, in collegamento in diretta con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo. Buongiorno Anna. Filippo, buongiorno. Allora, siamo in Piazza dei Signori, come hai anticipato tu, una Piazza dei Signori che in realtà questo weekend era davvero gremita perché si stava tenendo la manifestazione Arte del Gusto, una manifestazione che porta diversi stand in piazza, stand di Confartigianato, imprese marca trevigiana. Quindi gli artigiani si presentano alla città. Ora, come potete ben vedere, la piazza è assolutamente deserta, è iniziato a piovere da qualche minuto, però domenica pomeriggio è accaduto davvero un fatto spiacevole, perché mentre camminavano in mezzo ai turisti e in mezzo agli avventori delle bancarelle, un uomo che teneva in braccio una bambina ha iniziato ad inveire contro quella che poi si è rivelata essere la sua ex compagna. Prima un calcio, poi un altro calcio, poi uno schiaffo e poi addirittura, pensate, una testata. Questo è accaduto davanti agli stand e due donne che si trovavano all'interno di uno stand hanno deciso di intervenire. Sono intervenute immediatamente, hanno cercato di fermare l'uomo dicendogli: smettila, che cosa fai? Si sono sentite rispondere: cosa vuoi tu, sei una vigliacca? E la donna, che è intervenuta appunto coraggiosamente, ha iniziato a dire: mettiti le mani in tasca. È arrivata la polizia fortunatamente ed è stata chiamata proprio dalle donne, dalle due artigiane che sono intervenute. Comunque scene davvero di violenza, tutto questo davanti a una bambina di circa 1 anno, bambina che è stata messa proprio sul passeggino per poter continuare a perpetrare questa violenza. Noi siamo riusciti ad incontrarle, queste due artigiane, che sono corse in aiuto della donna, della vittima, e allora vi facciamo ascoltare che cosa ci hanno raccontato.
Cos'è successo esattamente? Lei cosa ha visto? Io stavo lavorando, ho visto passare una coppia con una bambina in braccio, lui aveva una bambina in braccio, stavano litigando animatamente. Ad un certo punto lui ha tirato un calcio alla signora, poi gliene ha tirato un altro. A quel punto io sono uscita dallo stand dove stavo lavorando, mentre andavo verso gli ha tirato uno schiaffo e subito dopo una testata. Quindi io sono intervenuta per dirgli di fermarsi. L'ha fatto davanti a lei? Sì, assolutamente. Cosa gli ha risposto lui? Lui in modo molto aggressivo mi ha risposto che era una vigliacca, perché io non sapevo che cosa era successo veramente e quindi dovevo farmi i fatti miei fondamentalmente. Nel frattempo la reazione della donna? La signora era impaurita, ha iniziato un po' a piangere, gli abbiamo chiesto se voleva che chiamassimo la polizia, lei ha confermato di chiamare la polizia, quindi un'altra signora di un altro stand ha chiamato la polizia che era nel frattempo sopraggiunta anche lei. Tutto questo con la bambina in braccio? No, quando gli ha dato la testata la bambina era stata messa nel passeggino. Piangeva? All'inizio no, dopo sì, ha iniziato a piangere, la mamma l'ha portata via ma era già intervenuta la polizia. Senta, il contesto attorno a voi, vi siete mosse, lei si è mossa, poi è stata raggiunta, gli altri? Sono stata raggiunta da un'altra persona di un altro stand, dopo dalla mia socia e le persone si sono solo avvicinate, due signori anziani ci hanno fatto manforte, insomma, si sono messi là con noi. Come si è sentita lei? Ma a parte la scarica di adrenalina in quel momento lì mi sono sentita abbastanza schifata da quello che avevo visto. Non deve succedere una cosa del genere, non esiste, in nessun contesto dovrebbe mai succedere una cosa del genere. Ha detto qualcosa alla donna lei per tranquillizzarla? Sì, assolutamente. Dopo che ha fatto le deposizioni con la polizia la signora è passata da noi a ringraziarci e a spiegarci un po' com'era la sua situazione. Le abbiamo consigliato di rivolgersi a delle associazioni antiviolenza e gli abbiamo consigliato un avvocato penalista, in quanto nel caso in cui ci siano violenze domestiche l'avvocato è gratuito. Quindi gli abbiamo spiegato questo perché la signora era in difficoltà a livello economico e ci ha ringraziato e se n'è andata con l'intento di andare a porgere denuncia. Grazie. Ecco Filippo, avete sentito, la donna ha sporto denuncia, è andata prima dai carabinieri poi dalla polizia perché la deposizione era stata raccolta proprio dalla polizia, si è scoperto poi che l'uomo è il papà della bambina ma anche ex compagno della donna e pare non abbia voluto, non voglia accettare questa separazione. Comunque insomma una lite in pieno giorno nel centro storico di Treviso, una comunità che si è ritrovata per difendere questa donna che di fatto però insomma è stata difesa solo da due donne che davvero hanno affrontato l'uomo e si sono messe in mezzo. Ecco, ci auguriamo davvero che questa denuncia possa servire a far voltare pagina alla donna e insomma farle iniziare una nuova vita. Ecco, da Piazza dei Signori nel cuore del centro storico di Treviso restituiamo la linea. Grazie ad Anna De Roberto in collegamento da Piazza dei Signori a Treviso con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo. Tra l'altro abbiamo visto che fa molto freddo anche a Treviso e sta piovendo. Proprio il Tribunale di Treviso ha condannato per estorsione e tentata estorsione 2 cinquantenni, un trevigiano e un veneziano. Condannati a 3 anni e 4 mesi per il 59enne di Treviso e 6 anni e 3 mesi per il 53enne residente a Crignago in provincia di Venezia. È questa la sentenza pronunciata dal giudice per i 2 imputati accusati di estorsione e tentata estorsione. Uno dei capi di imputazione invece il furto è stato dichiarato prescritto. Le vittime sono i titolari di uno studio odontotecnico di Roncade. I fatti risalgono al 2015. All'origine un prestito di 13.000 euro mai restituito ad uno dei 2 imputati. Il 21 ottobre i 2 estorsori avrebbero fatto salire uno dei 3 debitori in auto e lo avrebbero picchiato, pugni e schiaffi per ottenere la somma prestata. Non solo, ma il giorno dopo si sarebbero presentati nello studio dentistico e avrebbero portato via diverso materiale dentale di implantologia del valore di 8.000 euro.
Poi avrebbero costretto le vittime a firmare un foglio nel quale dichiaravano che il materiale era stato consegnato volontariamente. Secondo l'accusa si sarebbe trattato di un anticipo del debito. Il rimanente i debitori avrebbero dovuto pagarlo in contanti. Una situazione pericolosa sfuggita di mano, tanto che i titolari dello studio odontotecnico si sono rivolti alle forze dell'ordine per presentare la denuncia. Una delle vittime, che non si è costituita come parte civile nel processo, è nel frattempo deceduta in circostanze tragiche. Una volta depositate le motivazioni, i legali dei 2 imputati si riserveranno di ricorrere davanti alla Corte d'Appello. Al Tribunale di Padova invece si è svolta l'udienza preliminare per una presunta violenza sessuale che avrebbe coinvolto un infermiere e una studentessa tirocinante. L'uomo ora rischia il processo. È approdata in aula, in tribunale a Padova, la vicenda che ha visto coinvolti lo scorso dicembre una studentessa di scienze infermieristiche che stava facendo tirocinio in ospedale e un infermiere quarantenne. La ragazza in piena notte aveva chiamato i genitori raccontando di essere stata aggredita dall'uomo con pesanti avance sessuali. I carabinieri, chiamati proprio dai genitori, nelle ore seguenti avevano arrestato il quarantenne. Arresti che poi erano diventati domiciliari e dopo ancora obbligo di dimora. Ora l'udienza preliminare con i giudici che nei prossimi giorni decideranno se l'infermiere dovrà affrontare il processo per violenza sessuale, così come richiesto dalla procura padovana. Nel frattempo l'uomo è stato licenziato dall'azienda ospedaliera al termine di un provvedimento disciplinare. Ora i suoi avvocati hanno chiesto di avviare per lui un programma di giustizia riparativa sul quale sarà il giudice ad esprimersi e che consiste in un percorso fatto insieme da vittima e presunto autore della violenza per superare il conflitto e permettere all'infermiere di rimediare al danno causato. Lui ha sempre parlato di rapporti consenzienti. Prossima udienza il 3 giugno. Torniamo a parlare di maltempo perché 3 ventenni padovani erano rimasti bloccati con l'automobile che non andava più in moto in una bufera di neve ad 1 chilometro dalla vetta di Cima Grappa nel comune di Borso del Grappa. Sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco che li hanno raggiunti con un fuoristrada. I 3 ventenni lunedì avevano raggiunto la montagna per un'escursione sulla neve. Quando al rientro nella notte l'auto non è più andata in moto. La richiesta di soccorso alla sala operativa del 115 di Treviso alle 3 di questa mattina per i 3 giovani rimasti in panne con la tormenta in corso e una temperatura esterna ampiamente sotto lo zero. I vigili del fuoco, come detto, li hanno raggiunti con un fuoristrada non senza difficoltà per la copiosa nevicata. I 3 malcapitati si trovavano a oltre 1700 metri di quota. Sono stati portati oramai all'alba in un bar a valle lungo la strada per Borso del Grappa, dove sono stati raggiunti dai familiari questa mattina, meteo permettendo il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale. Abbiamo parlato di maltempo, però purtroppo la condizione dell'aria nella nostra regione non è delle migliori. In occasione della giornata della terra i dati sulla qualità dell'aria anche in Veneto sono stati diffusi da Legambiente. La situazione è grave anche se andiamo a guardare le centraline non delle città capoluogo, che spesso sembra non esistano, in realtà ci sono anche quelle e danno dati preoccupanti. Anche le centraline così definite rurali da ARPAV, cioè quelle che sono collocate in aree non densamente abitate. Essere sul podio questa volta non ha niente di meritevole, anzi il Veneto è maglia nera per gli sforamenti di PM10. Da gennaio a marzo 2024 sono già 8 le città italiane fuori leggi per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno, con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. A rivelarlo sono i dati sulla qualità dell'aria diffusi da Legambiente in occasione della giornata della terra. La metà di queste 8 città sono venete. La prima è proprio Verona, con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza con 41, Padova 39, all'8ª posizione Venezia con 36. Al limite c'è Treviso con 35 giorni di sforamento e Rovigo con 34, dunque si salva solo Belluno.
non possiamo affidarci ovviamente al meteo, alle condizioni di pioggia piuttosto che di neve per essere felici, ecco, tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo la qualità dell'aria migliora troppo lentamente rispetto alla condizione orografica di questo territorio, che chiaramente mette in difficoltà i cittadini per l'aria che respirano, e serve quindi agire non solo sul meteo, perché non dipende da noi, ma agire su tutte quelle fonti di inquinamento che possiamo normare, ripeto, partendo dal traffico urbano, che ovviamente va ridotto, incentivando la mobilità ciclabile, le zone 30, le strade scolastiche, piuttosto che il trasporto locale, che deve essere supportato adeguatamente. A Venezia, Padova e Verona ci sono state anche giornate in cui lo sforamento ha raggiunto una quota doppia rispetto ai 50 microgrammi per metro cubo. Purtroppo è un miglioramento troppo lento, non possiamo cantare vittoria, insomma, se respiriamo molto meglio di 15-20 anni fa, ma ancora non abbastanza bene da garantirci una riduzione degli impatti sanitari, che ovviamente gravano sulla nostra salute, sull'aspettativa di vita, ma gravano anche sui costi che andiamo a sostenere come cittadini, perché i costi sanitari in capo alle regioni, ovviamente ai territori, sono costantemente in aumento per tutti i danni correlati all'esposizione agli inquinanti atmosferici. A Milano, intanto, il vertice dei sindaci della pianura padana ha firmato un patto per la qualità dell'aria che parte da un assunto essenziale: respirare un'aria pulita è un diritto fondamentale di tutte e di tutti. Nel documento i sindaci chiedono al governo di rendere disponibili con urgenza investimenti dedicati a ridurre l'impatto sull'ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali. Per i sindaci che chiedono un intervento anche dell'Europa, servono investimenti anche per il sostegno al trasporto pubblico locale, per la transizione a mezzi elettrici e per incentivare la sostituzione delle caldaie per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Vicenza dunque seconda a livello nazionale tra le città più inquinate. Da inizio anno sono già stati 41 i giorni di PM10 fuori dai limiti. Il sindaco Possa Mai era presente anche al patto che è stato siglato a Milano fra i primi cittadini della pianura padana. Attenzione, inquinamento da record. Le polveri sottili imperversano su tutta la pianura padana e Vicenza è seconda in Italia per sforamenti delle PM10 dall'inizio dell'anno. Al primo posto la vicina Verona, con 44 giorni di sforamento nei primi 91 giorni dell'anno, seguita appunto da Vicenza con 41 e da Padova con 39. Lo rivelano i dati sulla qualità dell'aria diffusi da Legambiente in occasione della 54esima giornata della Terra. Ora, il fatto che il podio sia occupato da 3 città che si trovano a pochi chilometri di distanza una dall'altra e che in questi anni hanno fatto domeniche senza auto, blocchi del traffico e imposto limitazioni varie, dimostra che ancora non si è fatto centro. Servono soluzioni più concrete ed efficaci e così oggi viene siglato a Milano l'ultimo patto dei sindaci della pianura padana. Questa mattina a Milano, insieme agli altri sindaci delle città della pianura padana, abbiamo firmato un patto da un lato per impegnare tutti i nostri comuni e le nostre amministrazioni ad interventi concreti sul tema della qualità dell'aria, quindi dalla sostituzione per esempio delle tante caldaie a gasolio ancora presenti negli edifici pubblici dei comuni della pianura padana, fino a investimenti sul trasporto pubblico, sulla ciclabilità, ma anche nel chiedere tutti insieme trasversalmente, perché c'erano sindaci di tutti i colori politici, al governo un grande impegno di investimento sul trasporto pubblico che i comuni da soli non possono sostenere, e anche lì per il cambiamento dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici. Un altro grande attore al quale chiediamo di agire è l'Unione Europea. Abbiamo bisogno che sia presente a fianco ai comuni della pianura padana, che è in questo momento una delle aree più inquinate d'Europa. Dunque era la giornata della terra, quella che è stata scelta da Legambiente per diffondere questi dati molto preoccupanti sull'inquinamento nelle nostre città. Noi ne abbiamo parlato anche della giornata della terra con i bassanesi. Oggi si celebra la giornata mondiale della terra, l'ambiente torna un tema di strettissima attualità. Come viene percepita la questione ambientale oggi e soprattutto adesso che siamo in pieno clima da campagna elettorale, la tutela dell'ambiente e della natura deve essere un tema, un argomento centrale anche per la politica?
Io credo che la politica è meglio lasciarla fuori, è coscienza di ognuno secondo me, per cui io la penso così. Facciamo troppo uso di plastica secondo lei? Guarda, sentivo ieri, vengono stampate 500 miliardi di borsette di plastica ogni anno al mondo e proprio ho sentito che entro 30 anni, 40 anni ci saranno più borse di plastica in mare di pesci, per cui meglio che ci pensiamo un attimo, forse finché siamo in tempo. Dovrebbe essere un tema anche da campagna elettorale, l'ambiente. Sì, esattamente. L'ambiente è un tema che riguarda tutti, quindi a livello anche di qualità della vita. Noi inquiniamo a prescindere con tutto, quindi non solo tema di campagna elettorale, ma proprio argomento importantissimo, fondamentale. La plastica è stata un'invenzione molto utile e oggi si potrebbe fare un passo avanti. Purtroppo siamo ancora molto legati alla plastica. È una tematica quasi innovativa, per quanto in realtà dovrebbe essere già parlata e trattata da anni e anni. Quindi vabbè, che ci si stia muovendo in merito è assolutamente importante. Ovvio che sì, inquiniamo troppo, però vedo che è talmente radicato in noi, se vuoi, quello che è il consumismo, facciamo un pochino più fatica effettivamente a rendercene conto, tanto quanto la macchina. Però per quanto riguarda comunque la situazione, secondo me, soprattutto anche come cittadina, come sia pulizia, raccolta differenziata, secondo me siamo a un buon punto. Dunque, ne abbiamo parlato prima in collegamento in diretta con Sharon Di Carlo, i danni che questo maltempo potrebbe portare, si teme porti ai vigneti a Bassano del Grappa, ma il maltempo improvviso sta colpendo naturalmente tutte le campagne venete. Coldiretti ha fatto il punto sulla situazione. Il freddo improvviso ha colpito duramente le campagne venete, portando neve sul Monte Grappa e suscitando preoccupazione tra gli agricoltori. Dopo un inizio del 2024 record, con temperature superiori di 2,04 gradi rispetto alla media storica, l'inaspettato cambiamento meteorologico ha fatto scattare l'allarme gelate tardive. Qui siamo nell'areale che va da Oderzo verso Conegliano, più precisamente in zona Codogné. Diverse sono le segnalazioni in queste ore, soprattutto in questa zona, di fenomeni di danno da gelo. Coldiretti ha segnalato il rischio di danni agli alberi da frutto, soprattutto ciliegie, albicocche, pesche e alle verdure in campo. Gli imprenditori agricoli sono stati costretti ad attivare tutti i sistemi di prevenzione, dalle coperture antigelo ai teloni protettivi per evitare danni alle coltivazioni. Nel settore vitivinicolo, le barbatelle di glera appena cresciute sono state bruciate dalla brina. Le gelate e la neve a bassa quota hanno colpito duramente le vigne a Vittorio Veneto, a Codogné e Solighetto. Come potete vedere in queste piante di glera abbiamo proprio il disseccamento dei giovani germogli, con anche proprio la scottatura dei giovani grappolini. Purtroppo in questi casi la produzione sarà compromessa. L'agricoltura, già duramente colpita da siccità e maltempo nel 2023, si trova nuovamente a fronteggiare le conseguenze di questi fenomeni, con danni economici che superano i 6 miliardi di euro. Siamo a fine aprile, sono pochissimi gradi, siamo a 4-5 gradi di temperatura e questo è proprio l'effetto del cambiamento climatico. Gli agricoltori rimangono in allerta, consapevoli della fragilità del loro settore di fronte alle mutazioni climatiche sempre più evidenti. La Gardesana orientale è chiusa tra Torbolo in provincia di Trento e Malcesine in provincia di Verona per una frana in località Tempesta nel comune di Nago Torbole, subito dopo il confine tra Trentino e Veneto. Un grosso masso di circa 1,5 metri cubo si è staccato in una zona già colpita in passato da altre frane che hanno causato la chiusura della regionale 249. La frana è avvenuta alle 23 di ieri sera al chilometro 91,9 senza nessuna conseguenza, perché in quel momento non transitava nessuno. È stato annunciato che la Gardesana resterà chiusa per tutta la giornata di oggi. È stato interrotto il collegamento stradale tra Malcesine e Riva del Garda. E un pericoloso avvallamento si è creato lungo la Val Sugana tra Facca di Cittadella e San Giorgio in Bosco, sopralluogo urgente della provincia. I sindaci invitano i cittadini a trovare percorsi alternativi.
Ha ceduto il terreno a circa 3 metri di profondità in una zona instabile con la presenza di una falda acquifera. È al lavoro la provincia di Padova per ripristinare la viabilità lungo la strada 47 Valsugana all'altezza di Villa Bolzonella, nel territorio di Facca di Cittadella e confini con San Giorgio in Bosco. Dopo il sopralluogo coordinato dalla provincia con la presenza delle amministrazioni interessate e dei consorzi di bonifica Brenta e Acque Risorgive, si procederà al più presto con un progetto di ripristino. Nel frattempo, lungo la strada, tra le più importanti di collegamento nord-sud, è stato istituito un senso unico alternato regolato da un semaforo. La provincia ha già chiesto a Veneto Strade il nulla osta per evitare il passaggio di mezzi pesanti. Le amministrazioni comunali, per evitare il formarsi di lunghe code nel tratto interessato, consigliano a chi potrà di studiare percorsi alternativi. Ora torniamo a Bassano del Grappa perché la questione FAS a San Michele è approdata all'ultimo consiglio comunale della città. Timore inquinamento PFAS a Bassano, la questione continua a tenere banco ed è stata anche oggetto di discussione nell'ultimo consiglio comunale. Sono soprattutto le opposizioni che chiedono notizie chiare, certe, sicure e concrete a chi amministra la città, che pare, dichiara il consigliere Dem Campagnolo, che si sia trincerata dietro il silenzio. Ogni volta che c'è una notizia che in qualche maniera potrebbe creare contenzioso o insomma discussione con la cittadinanza, si tende a non darla ed è un approccio sbagliato. Io credo che bisogna essere chiari con la gente, non c'è un problema di accusa o responsabilità nei confronti di nessuno in questa fase, nel senso che sono cose che sono sedimentate nel tempo. Una volta erano inquinanti che neanche si misuravano, non si sapeva neanche che fossero elementi che potevano danneggiare la salute. Oggi lo si sa e quindi la consapevolezza nel sapere queste cose ci deve far essere molto trasparenti nei confronti dei cittadini e soprattutto avvisarli se c'è un potenziale rischio, ma questo non dovrebbe essere il lavoro di un consigliere comunale, insomma, ma dell'amministrazione. Oggi a San Michele, nell'area sud della Pascolara, sono stati rilevati dati fuori scala, prosegue Campagnolo, e se è vero che la falda al momento pare non sia stata intaccata, resta il dubbio sulle acque superficiali. E siccome le acque superficiali dobbiamo avere certezza se sono a norma oppure no, vengono spesso utilizzate per annaffiare gli orti, è giusto che i cittadini lo sappiano e se, come pensiamo noi, dai dati che abbiamo visto, dalle analisi che qualche privato ha fatto, l'inquinamento da PFAS sulle acque superficiali a sud della Pascolara c'è, va capito dov'è e soprattutto va detto alle persone di non utilizzare quell'acqua per annaffiare l'orto, ad esempio, perché non è consigliabile, però va verificata questa cosa. Dai dati che abbiamo visto ad oggi sembrerebbe fosse così, dovrebbero essere le istituzioni che ci dicono se è così oppure no. Ancora un aggiornamento di cronaca. Poco dopo le 8 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pepe a Forte Marghera, siamo a Venezia, per un furgone caduto nel canal Salso. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri intervenuti da Mestre, anche con i sommozzatori, hanno escluso la presenza di persone a bordo. Il mezzo, probabilmente parcheggiato senza freno a mano, si è mosso autonomamente finendo in acqua. I sommozzatori hanno imbragato il furgone, che è stato issato con l'autogru arrivata da Treviso e in corso la verifica del proprietario del mezzo. Un altro intervento dei vigili del fuoco invece a Cittadella a causa del forte vento. I pompieri sono intervenuti in un'abitazione dove il vento aveva fatto volare via la guaina che alcuni operai stavano posando dopo che era stata danneggiata dal maltempo della scorsa estate. Voltiamo decisamente pagina, parliamo ora di economia. C'è ottimismo nelle imprese artigiane di Padova. Secondo il centro studi di CNA Padova Rovigo, 8 su 10 investono nell'innovazione tecnologica. Dai robot all'intelligenza artificiale guardano all'innovazione tecnologica con grande interesse gli imprenditori artigiani della provincia di Padova. Secondo i dati del centro studi di CNA Padova e Rovigo, che ha interrogato un campione di 130 imprenditori, negli ultimi 6 mesi 8 su 10 hanno investito in innovazione. Nel dettaglio, il 54% è investito in tecnologia, il 28% in formazione. Di questi, oltre la metà hanno un piano di investimenti in innovazione
innovazione già programmato per i prossimi anni. Sistemi robotizzati e automazione industriale al primo posto tra gli investimenti e poi sensori nei macchinari per la raccolta dei dati e software per la progettazione. Ma il futuro dell'innovazione anche nel settore artigiano si chiama intelligenza artificiale. 2 imprenditori su 3 la valutano in modo positivo, il 44% molto positivo. Dunque, se c'è ottimismo tra le imprese artigiane di Padova, gli agricoltori invece sono pronti a scendere in protesta davanti ai porti del Sud Italia, anche dal Veneto, per tutelare il Made in Italy. Agricoltori pronti a manifestare ai porti del Sud Italia. Non si ferma la protesta dei coltivatori, contraria a una linea che rischia di minare il lavoro portato avanti con fatica dalle aziende agricole di tutto lo stivale, Veneto compreso. Vogliono dire basta al latte austriaco usato nelle nostre aziende come locale, basta rasparagi dall'Ungheria o grano dalla Russia spacciati nei nostri ristoranti come locali. Azioni che, come è stato ripetuto in più occasioni da chi vive di agricoltura, mettono in croce un comparto di altissima qualità, fatto di tipicità e peculiarità dei singoli territori. E allora, dopo i trattori a Bruxelles, sono pronti a manifestare ai porti per tutelare al massimo la qualità del Made in Italy. Una calata compatta che coinvolge anche il nostro bassanese. I prossimi appuntamenti saranno anche quelli di andare a presidiare i porti italiani, dove entrano prodotti anche da lì che spesso non sono controllati, oppure addirittura entrano prodotti in grande quantità e triangolati tramite paesi esteri. Pensiamo, non so, al grano russo, che è stato importato in quantità eccessive nei paesi europei, appunto per affossare i mercati, e queste sono tematiche importanti che bisogna tenere sotto controllo con estrema accuratezza. Ecco, quali saranno i porti che saranno controllati? I porti che verranno controllati saranno i principali porti del Sud Italia, dove appunto grandi navi piene di prodotto e di materie prime attraccano, e lì sarà compito nostro, assieme ovviamente alle forze dell'ordine, perché queste poi manifestazioni vanno fatte assieme all'ausilio delle forze dell'ordine per controllare e garantire poi i prodotti che finiranno il giorno dopo sulle tavole dei consumatori. Quindi una delegazione partirà anche dal Veneto, quindi dal Vicentino, anche dal nostro territorio ci sarà una rappresentanza. Certo, come è sempre stato in questi anni, il Veneto, in particolare Vicenza, non si è mai tirata indietro, anzi va anche ringraziato di cuore il ruolo degli agricoltori vicentini, che spesso e volentieri, nonostante già il lavoro agricoltore sia difficoltoso, riescono anche a lasciare l'azienda per un paio di giorni e andare a fare un qualcosa che diventa importante. Continuiamo a parlare di lavoro e di quella che continua a rappresentare una drammatica emergenza nella nostra regione, le morti sul lavoro. Se ne è parlato all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso, un confronto serrato e autentico su un problema che fa ancora troppo poco rumore. C'è un silenzio, almeno io lo vedo anche nella mia trasmissione, talmente assordante che fa paura. All'ippodromo Sant'Artemio di Treviso per parlare di morti bianche a pochi giorni dalla giornata nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un confronto fortemente voluto dall'associazione Villa Manfrin Margherita Inclusiva per rompere il silenzio attorno ai temi della sicurezza, portando alla luce esperienze, mettendo a confronto il lavoro delle istituzioni, quello dei sindacati e le famiglie delle vittime. C'è una statistica che spiega tutto, diciamo. La possibilità che una nostra azienda venga visitata da un controllo sulla sicurezza è una volta ogni 20 anni. Anche noi come amministratori ci troviamo più volte ad avere proprio nei nostri comuni alcuni cantieri e sotto i nostri occhi c'è proprio quella che noi definiamo non sicurezza sul lavoro, e allora ecco che anche lì come controllori c'è il nostro compito di segnalare. La precarietà del lavoro che condanna molti lavoratori ad accettare condizioni in cui le norme sulla sicurezza non sono rispettate. Il sistema degli appalti e dei subappalti liberalizzato dal governo e lo scaricabarile delle responsabilità. Un confronto importante proprio davanti a madri come Paola o Barbara che hanno perso i loro figli. Perché noi continuiamo ad andare avanti, continuiamo la nostra battaglia, continuiamo a svegliarci ogni mattina per quel poco che si dorme di notte e ricordare Mattia in ogni momento. Presenti la mamma, il papà e i nonni di Mattia Battistetti, 23enne, tragicamente morto nell'aprile di 3 anni fa. Un momento di condivisione tra famiglie di fronte alla tragedia che ha cambiato per sempre le loro vite. Io non ho risposte, ho una certezza.
L'unico lutto che l'essere umano non può rielaborare nella vita è la perdita di un figlio. E perdere un figlio perché va a lavorare, io penso sia non solo un tema di rispetto sociale, ma di impoverimento sociale. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. La Corte Costituzionale ha bocciato la norma regionale che vincola gli alloggi di edilizia, l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica alla residenza in Veneto da almeno a chi è residente in Veneto da almeno 5 anni. Il presidente Zaia e la sua maggioranza difendono lo spirito del regolamento, ma le opposizioni commentano: ce lo aspettavamo. Edilizia residenziale pubblica. Il principio della precedenza ai veneti si infrange sulla sentenza depositata in queste ore della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma adottata dalla Regione secondo cui il requisito per chiedere un alloggio è la residenza nel territorio da almeno 5 anni, anche se spalmati non necessariamente in forma continuativa nell'arco degli ultimi 10 anni. Incostituzionale per la Consulta vincolare l'assegnazione alla residenza prolungata nella Regione, condizione in aperto contrasto con l'aiuto di cui necessita un soggetto in emergenza abitativa. Il presidente del Veneto Luca Zaia prende atto ma non condivide. In Veneto, ribadisce, abbiamo scelto di premiare chi, cittadino italiano o cittadino straniero, non fa differenza, nella nostra terra ha un progetto di vita, e non chi arriva oggi e pretende gli stessi diritti di chi risiede in Veneto da tempo. Io credo che dare un ordine di attribuzione a chi vive nel nostro territorio sia qualcosa di giusto e di sacrosanto. Sarebbe bene che anche il governo legiferasse in questa direzione, in modo da fare un po' di chiarezza e attribuire un diritto a chi è nel nostro territorio da più tempo e a chi vive nel nostro territorio ha un progetto di vita legato a questa terra. Visione antimeritocratica di un bene prezioso come la casa, rincara Villanova, ma la sentenza della Consulta non meraviglia affatto le minoranze di Palazzo Ferrofini che si aspettavano uno stop. A nostro avviso il provvedimento, già quando è stato votato, aveva forti criticità e quindi il nostro voto contrario era legato a questo aspetto, ovvero anche a quello che poi è stato manifestato dalla Corte Costituzionale, una lesione dell'articolo 3 della Costituzione, quindi sotto il profilo sostanziale ci deve essere una garanzia di uguaglianza tra tutti i cittadini. Questa è una norma che abbiamo sempre sostenuto che è obsoleta, superata, una bandierina ideologica di un partito che continua a vivere di spot e non affronta i problemi della nostra regione, e che è una norma che va contro la crescita della nostra regione e che ci isola e ci decontestualizza su un settore, un segmento produttivo dove dobbiamo essere soggetto attrattore e non estraniarci dal resto del mondo che continua a crescere. Serve una modifica seria della legge sul tema, ma servono soprattutto finanziamenti costanti e adeguati alle richieste per andare a coprire anche chi oggi non rientra nelle graduatorie ATER, conclude Elena Ostanel, capogruppo del Veneto Che Vogliamo, che ha chiesto formalmente all'assessore Cristiano Corazzari di riferire in aula sulla volontà di riformare una legge considerata discriminatoria per le fasce più deboli della popolazione. E intanto continua a far discutere, e non poco, un'altra sentenza, questa volta della Cassazione, sugli autovelox autorizzati ma non omologati. Il sottosegretario agli interni Nicola Molteni sul tema invoca un equilibrio tra legalità ed esigenza degli enti locali. C'è un codice della strada che è in via di definizione, quindi bisogna garantire sicurezza, che diventa fondamentale secondo un principio di legalità e secondo un principio di giusto equilibrio con le esigenze degli enti locali. Parte da questo presupposto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni nel commentare una vicenda che sta creando non pochi interrogativi per tutte quelle multe prese lungo arterie come la tangenziale di Treviso, su cui operano dispositivi di rilevamento autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ma non omologati. Il caso specifico riporta l'accoglimento da parte della Suprema Corte dell'impugnazione presentata dall'avvocato civilista Andrea Nalesso, multato nel 2020 e ora protagonista con la nota sentenza di un vero e proprio spartiacque. L'autorizzazione infatti da sola non basta, ci vuole anche l'omologazione come prevede il codice della strada.
Il governo agirà e lavorerà esattamente in questa direzione, in collaborazione, secondo me assolutamente fondamentale, con le autonomie locali, con gli enti locali. Già, proprio gli enti locali ora preoccupati, con i sindaci in testa, per il futuro delle finanze pubbliche. Questo è un governo che ha grande attenzione nei confronti degli amministratori locali. Faccio parte di una forza politica, la Lega, che esprime sindaci e amministratori locali, ritiene il valore dell'autonomia territoriale un valore fondamentale di crescita, di sviluppo e di modernità. Io credo che qualunque soluzione deve essere adottata deve essere fatta in collaborazione e in sinergia strutturale e sistemica con gli enti locali. Quindi ci sarà massima collaborazione e nulla verrà fatto sulla testa degli amministratori locali. Altro aspetto prioritario da non trascurare è quello della sicurezza stradale e quindi sul ruolo preciso degli autovelox. Gli autovelox, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Cassazione, non possono essere uno strumento per fare cassa, sono uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, per garantire la sicurezza dei cittadini, per garantire la sicurezza stradale, per garantire la sicurezza degli utenti. E non di sicurezza stradale, ma di sicurezza in senso più ampio si discute. E a Vicenza, dove c'è un problema di degrado e alcol in centro storico, i commercianti e i residenti si lamentano della situazione, in particolare in piazza Biade. Siamo andati a raccogliere la loro protesta. Degrado in centro storico, commercianti che lamentano un malcostume diffuso soprattutto dopo i fine settimana e chiedono maggiori controlli, specialmente nelle ore serali. Abbiamo raccolto il loro commento, sentiamoli. Io al mattino devo passare il negozio perché sporcano su per le vetrine, lasciano bottiglie e di tutto, insomma, ecco. Poi assolutamente che è da considerare è il fatto che ci vorrebbe un po' di controllo maggiore da parte della polizia o delle forze dell'ordine, perché non so cos'altro si potrebbe fare. Sta arrivando la bella stagione, cominciano ad arrivare i ragazzini che magari da casa si portano qualche bottiglia da bere e poi lasciano un po' il disordine in centro storico, sporcano anche i monumenti. Se il centro storico fosse vissuto, adesso con la bella stagione sicuramente arriva anche più gente, anche i ragazzi prima di fare determinati danni forse ci pensano due volte, oppure bisognerebbe con le telecamere vedere chi sono e andare dai genitori e dire i vostri figli fanno questo, hanno danneggiato questo, e farli magari pagare il danno che fanno anche ai nostri monumenti. C'è bisogno di un po' più di sorveglianza anche da parte delle autorità. C'è degrado, ci sono ragazzi che si ubriacano, fanno casino, non c'è controllo. Allora io dico alle amministrazioni: più controllo, multe se è possibile farle, e quelli che buttano le carte o le cicche per terra devono essere puniti. Io la vedo malissimo, più che altro per andare a Monteberico sotto i portici, lì c'è la vera sporcizia di tutto. Non è più la vecchia Vicenza di qualche anno fa. Io sono vicentino da sempre, ho frequentato la mia città perché mi piace, ho girato il mondo per lavoro e vedo la differenza da oggi a tempo fa. Questa è una città UNESCO, una città del Palladio, una città che vive conosciuta nel mondo e credo che si meriti molto di più, insomma, sotto tutti i punti di vista. La situazione è quella appunto del degrado e chiediamo all'amministrazione, se possibile, di far sì che vengano fatti maggiori controlli, e ci vuole un po' di senso di civiltà maggiore. Bisognerebbe appunto che questi ragazzi si divertissero in modo magari diverso, lasciando stare i nostri monumenti che sono preziosissimi e utilizzando i contenitori per buttare via, non so, lattine, bottiglie, quindi tutte le immondizie. Allora, una prima risposta è già arrivata, perché è giunta in redazione la notizia che quasi 150 persone sono state identificate e controllate nel corso di un blitz messo a segno dalle forze dell'ordine proprio nel cuore di Vicenza, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di stupefacenti e dell'immigrazione irregolare. È stata monitorata l'area compresa a ridosso della stazione ferroviaria dell'autobus e le zone a ridosso del centro storico. Delle persone fermate, 67 erano stranieri, di cui 27 con precedenti penali. Sono stati controllati anche 9 veicoli e 7 tra esercizi pubblici. Un 43enne originario del Marocco, rintracciato all'interno di un parco cittadino, è stato denunciato perché presente in violazione della misura di prevenzione del foglio di via da parte del Comune di Vicenza. L'attività è stata svolta in sinergia tra la Questura, in particolare volanti
avanti ufficio immigrazione, polizia ferroviaria, reparto prevenzione crimine di Padova, carabinieri e polizia locale. Ne abbiamo accennato prima, anzi abbiamo parlato anche in collegamento con Venezia, manca pochissimo all'esordio del contributo d'accesso in città e la città sta iniziando ad attrezzarsi. I primi segni si sono visti nel piazzale della stazione ferroviaria. Eccolo il primo segnale tangibile dell'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia. Queste strutture ancora spoglie, apparse sotto la pioggia battente sul piazzale di fronte alla stazione Santa Lucia, saranno presto riempite di tutte le indicazioni necessarie a turisti, residenti in città o in regione e visitatori pendolari, tante categorie per le quali sono previsti regimi differenti. Ma soprattutto di fronte alla statua della Madonna si sta montando una struttura più grande dove eventualmente raccogliere informazioni più dettagliate e acquisire il documento d'accesso o la sua esenzione. Il provvedimento, c'è da dire, divide dalla sua nascita e continuerà a farlo. Già nei giorni scorsi favorevoli e contrari si erano ancora una volta scontrati a distanza in attesa della data fatidica del 25 aprile. Il contributo d'accesso, sostiene Cafarsetti, è il primo provvedimento dopo decenni di immobilismo. Basta lamentele, basta solo convegni, basta solo striscioni e poi non far nulla. Per troppi decenni Venezia ha rinviato i problemi alla generazione successiva. Purtroppo poi, come sempre accade a Venezia, alcuni gruppetti che sono quelli che erano contro il Mose prima, poi contro le navi, poi contro la TAV, adesso sono contro anche il contributo d'accesso, faranno il loro siparietto in Piazzale Roma. Tra coloro che manifesteranno c'è il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini, che del contributo d'accesso dà tutt'altra lettura. Il contributo d'accesso è sostanzialmente un provvedimento mediatico, praticamente è un far vedere che si fa qualcosa per il turismo senza far niente, tant'è vero che avremo un sovraccarico di turisti perché nessuno si penserà di non venire a Venezia per pagare 5 euro. 5 euro è proprio lo svilire questa città, il far diventare una città museo, ma addirittura un museo a pochi schei. E allora il contributo d'accesso entrerà in vigore a Venezia dopodomani, ma non è l'unico appuntamento di questa settimana, anzi domenica ci sarà l'arrivo del Papa in città, ci si sta preparando in tutto il comune. A Mestre, per esempio, sta per essere allestito un maxi schermo per permettere ai fedeli in difficoltà con gli spostamenti di seguire la messa. Anche Mestre si sta preparando alla visita del Pontefice. Qui nel centro di solidarietà cristiana dedicato a Papa Francesco, voluto da Don Armando Trevisiol, sarà allestito un maxi schermo per permettere a chi ha difficoltà di spostamento di assistere alla messa di domenica 28 aprile. Una decisione presa dall'associazione Il Prossimo, che gestisce il centro e che allestirà il maxi schermo nel settore dedicato all'abbigliamento. Noi fino al venerdì sera alle 18, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, faremo il nostro servizio normale. Abbiamo scelto chiaramente di farlo qua nel reparto vestiario, che sono 1000 metri quadrati, dove era il più semplice da spostare e il più semplice da attrezzare. E dunque quale posto migliore di farlo qui al coperto. Faremo uno spazio chiaramente dedicato alle prime file per chi avrà degli handicap e per il resto metteremo tantissime sedie, tantissime poltrone che abbiamo anche nel reparto mobilio e saremo qua a disposizione per tutti quelli che vorranno visitarci. Le porte del centro solidale saranno aperte circa un'ora prima per consentire agli ospiti di arrivare, accomodarsi e prendere posto. Abbiamo pensato a chi non poteva andare e soprattutto anche ai nostri volontari, ai nostri dipendenti, ai nostri residenti dei centri, di dire ci mettiamo finalmente una volta in tranquillità e seguiamo questa messa che il nostro Santo Padre ci ha dedicato a Venezia. Peccato che sta solo 3 ore, però ci sediamo, l'ascoltiamo. L'associazione e i volontari hanno un grande desiderio per quel giorno speciale. Sappiamo che sono 3 ore molto intense, però sappiamo anche che ritorna in elicottero e ho detto magari non si sa mai, allungando solo di 1 minuto la visita sul nostro centro, una benedizione dall'altro, ci servirebbe, perché è 3 anni che siamo aperti, noi l'abbiamo dedicato a lui, Don Armando ci teneva molto al fatto che ci siano questi 2 uomini che ci rappresentano molto e dunque è un sogno, ma se non si realizzerà noi non abbiamo problemi, andremo a trovarlo a Roma.
Blitz dimostrativo di alcuni attivisti anti-Israele che nel fine settimana hanno sostituito a Vicenza il nome di alcune vie cittadine con frasi inneggianti alla lotta pro-Palestina. È rimasta ancora qualche traccia del raid degli attivisti pro-Palestina che nella notte del fine settimana hanno sostituito i nomi di alcune vie cittadine con adesivi che le intitolavano a geste inneggianti la loro attività. Via i sionisti dalla Palestina, via Gaza libera, viale della resistenza palestinese hanno sostituito ad esempio via Vecchia Ferriera e la toponomastica di altre vie nella zona tra Ponte Alto e la caserma americana del DIN. Sull'episodio indagano i poliziotti della Digos. A Mogliano Veneto, Fervicredo, l'associazione vicina alle vittime cadute nel proprio dovere, festeggia i suoi 25 anni dalla nascita. Ha festeggiato con ospiti da tutta Italia, presenti le principali cariche istituzionali, tra queste anche il capo della polizia Vittorio Parisi. Dovremmo fare in modo che di vittime non ce ne siano più. Punta dritto all'obiettivo Mirko Schio, presidente di Fervicredo, associazione che questa mattina a Mogliano Veneto ha festeggiato i suoi 25 anni dalla nascita. Un sodalizio che punta a non lasciar sole le vittime del dovere, i feriti, i loro cari. In platea c'erano quasi 200 familiari giunti da ogni parte d'Italia in un evento che ha accolto complessivamente più di 500 persone. La prima testimonianza non può che arrivare da chi guida un gruppo di 1700 iscritti. Ero un agente, avevo 23 anni, della Polizia di Frontiera. Durante un controllo notturno di un'auto sono scesi degli appartenenti ad una organizzazione eversiva che hanno aperto il fuoco verso di noi. Il collega che era con me, Silvio Busato, ha avuto la perforazione del cuore, mentre io ho avuto l'asportazione della milizia di un rene e una lesione al midollo spinale. Presenti in sala le più alte cariche istituzionali e delle forze dell'ordine, tra cui il capo della polizia Vittorio Pisani, che ha ricordato l'importanza della giustizia civile nel riconoscimento dei diritti, con la necessaria riflessione, ha detto, sul criterio di proporzionalità dei benefici nei confronti del danno subito dalla vittima, ma è sul futuro che si gioca la partita più importante. Non c'è futuro senza memoria. Noi forze di polizia, forze dell'ordine, carabinieri in particolare, che io oggi ho qui l'onore di rappresentare, dobbiamo guardare ai nostri caduti, alle nostre vittime, per poter garantire un futuro migliore ai nostri adepti, ai nostri carabinieri, ai nostri marescialli, ai nostri che operano tutti i giorni a favore della gente sulle strade d'Italia. Le problematiche di feriti e familiari sono legate molte volte anche ad aspetti burocratici e amministrativi, con la difficoltà finale a vedere riconosciuto il proprio status. Io credo che lo Stato debba davvero impegnarsi per fare in modo che ci sia una rete di aiuto nei confronti di queste persone e di tutti i familiari, perché possano poi avere un futuro che sia un futuro assolutamente pieno e ricco, senza dover rinunciare a parte della loro vita solo perché sono state sfortunatamente vittime della loro attività professionale. Ci fermiamo per un istante, a tra pochissimo. Ben trovati in diretta con Focus TG. Parliamo di caro benzina ai massimi da 6 mesi a questa parte, quindi un po' tutti dobbiamo fare i conti col caro carburanti in vista anche dei prossimi 2 ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio. Prezzi sì, alle stelle, come potete vedere in giro. Io personalmente giro tutto il giorno per le strade e me ne sono accorto, probabilmente me ne accorgerò ancora di più. Siamo qui ad aspettare e speriamo che lo Stato ci venga incontro. C'è un aumento, si vede, e nelle tasche si vede la differenza. Voglio dire, anch'io che faccio 40 km al giorno, andata e ritorno dal lavoro, si nota. Non si arresta il caro benzina che raggiunge al self 1,91 euro al litro, il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa 6 mesi. La stima di Codacons che parla di una stangata con rischi per l'inflazione. Intanto i vicentini alle prese con i rincari temono l'impennata in vista dei punti del 25 aprile e del 1 maggio, quando in molti si preparano a partire per qualche giorno di vacanza fuori casa. Vedendo gli storici degli anni scorsi, di solito quando ci sono festività o quant'altro, su queste cose qua di solito i prezzi aumentano. Speriamo di no, ce lo auguriamo tutti. O vai via in bicicletta o vai via a piedi per risparmiare. Io
faccio un pieno o 2 a settimana, quindi quello che è, cosa devo fare? Pago e basta. Dal canto loro la replica dei gestori e il pressing sul governo, si taglino le accise. I gestori purtroppo non hanno un margine fisso che è quello e non hanno diritto di parola sui prezzi, quindi purtroppo non possiamo gestirli noi, vengono prodotti dall'alto e quindi noi non possiamo farci niente. L'unica cosa è stata fatta un paio di anni fa, quando c'è stato il grande aumento dei prezzi, che era stata tolta qualche accisa. Quella è l'unica cosa che possiamo fare. Sul discorso delle accise noi non possiamo farci nulla, lo Stato dovrebbe fare qualcosa in proposito. E ora parliamo del dono del sangue. L'assemblea di Fidas Vicenza è stata occasione per tracciare un bilancio relativo all'ultimo anno e esaminare le sfide future a partire da quella rivolta ai giovani. Un quinto dei donatori di sangue della provincia di Vicenza ha meno di 30 anni, un dato che fa riflettere sull'interesse dei giovani e la generosità che sono in grado di manifestare concretamente, tendendo il braccio, ma sul quale l'obiettivo di Fidas Vicenza, oggi riunita nell'assemblea provinciale, è quello di continuare a lavorare, dai social dell'associazione all'attività di promozione del dono del sangue nelle scuole vicentine. Un'attenzione rivolta ai giovani perché? Perché per noi il 2024 sarà all'insegna dei giovani, vogliamo cercare di far fare quel salto di qualità che permetta loro di esprimersi, esprimere la loro creatività, la loro voglia, la loro energia per portare la voce del dono, della donazione a tutti, ai loro simili, quindi ai loro coetanei, ma anche alle persone più adulte. Assemblea che è stata occasione per fare il punto sulle donazioni dell'anno appena trascorso. Un bilancio estremamente positivo, siamo molto contenti. Visto tutti gli sforzi che facciamo ogni giorno per fare propaganda al dono del sangue, un trend in crescita sul 2024, quindi più di 7.400 donazioni, una chiusura 2023 importante con 28.646 donazioni e una importante necessità oggi per noi di continuare a mantenere questo trend anche sul 2024. Numeri e difficoltà dei donatori che si trovano a fare i conti con problemi come la carenza dei medici trasfusionisti, ma anche con sfide e obiettivi che Fidas si appresta ad affrontare per il 2024. Dall'organizzazione dell'evento per la giornata mondiale del donatore del 14 giugno alla partecipazione alla Dunata Vicentina, in cui saranno una trentina i donatori alpini che sfileranno con lo striscione Fidas Ana e circa un centinaio i volontari che si turneranno nelle 3 giornate al gazebo fisso. E poi le sfide tecnologiche come il nuovo portale di prenotazione per i donatori che sarà attivo dal 7 maggio. 7 maggio partirà ufficialmente portale donatore per la prenotazione, quindi da quel giorno tutti i donatori potranno prenotare la propria donazione accedendo tramite SPID o CIE a quel portale. L'app Donatori Vicenza non esisterà più e quindi verrà oscurata. Questo portale è stato voluto dalla Regione Veneto, da Azienda Zero, per cercare di uniformare la Regione e renderla entro la fine del 2025, rendere la possibilità di prenotare anche fuori provincia per le persone. Un anno e mezzo di tempo, forse anche meno, e il collegamento sciistico fra il Comelico e la Valpusteria sarà ghiotta realtà nell'ottica dello sviluppo turistico, culturale e socio-economico delle terre alte. A Palazzo Piloni è stata sottoscritta la convenzione tra il Fondo Comuni Confine e il Comune di Comelico Superiore per un importo che sfiora i 50 milioni di euro. È un progetto di sviluppo territoriale, non è un progetto impiantistico, ma è un progetto di sviluppo territoriale sul quale oggi credo abbiamo messo una pietra importante, una fondamenta fondamentale per poter poi risollevare i nostri territori. 20 anni di attesa, gli ultimi 10 caratterizzati da uno stop all'apparenza senza via di fuga fino al via libera nel gennaio del 2023, quando la soprintendenza con il suo parere positivo diede il via libera al collegamento sciistico tra il Comelico e l'Alta Pusteria grazie a un progetto denominato Stacco, che prevede una serie di azioni integrate per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico dell'intero comprensorio. Sul piatto quasi 50 milioni di euro, 30 coperti dal Fondo Comuni di Confine, 4 dalla Regione Veneto e circa 15 da una procedura di partenariato con i privati. Questo assegno da 30 milioni di euro non è un collegamento sciistico, è un progetto di valorizzazione del territorio, è un progetto di valorizzazione del territorio per l'aspetto ambientale, per l'aspetto paesaggistico, per l'aspetto delle zone umide, è anche un
un progetto di valorizzazione del territorio per tutta la parte storica. La firma della convenzione tra il Comune di Comelico Superiore e il Fondo dei Comuni di Confine questo pomeriggio a Palazzo Piloni. Ci siamo incontrati più volte in quel di Venezia con le mie strutture tecniche e ne è venuto fuori un progetto che amplia l'orizzonte e oggi siamo arrivati alla firma di questa convenzione che consentirà di proseguire nell'iter di questa progettualità che è di sviluppo turistico del nostro territorio. Possiamo dire che questo è un progetto fortemente voluto da tutto il territorio e che il territorio ha sempre visto come imprescindibile. Noi abbiamo il dovere di lavorare su quelle che sono le direttrici più consone al nostro territorio e di portare a casa quei risultati che adesso la gente attende come la manna dal cielo. La chiamata al lavoro di squadra è per tutti ad ogni livello. Tempo 6-8 mesi per il permesso a costruire tracciati che entro il 2028 consentiranno il collegamento di un anello da oltre 984 km di piste. Il progetto Stacco prevede, oltre agli impianti di risalita da Valgrande verso Campo di Padola e verso Colesei, soprappasso Montecroce, opere di restauro e messa in sicurezza del vallo alpino, dello sbarramento Alto Padola, di impasso Montecroce e poi un balcone panoramico e la valorizzazione delle aree umide di divulgazione del patrimonio UNESCO. Se la gestione del carosello sciistico andrà alla Dreizinnen di Franz Senfter, da sempre vicino al Comelico, pur nella indeterminatezza del futuro, lo diranno le gare. Lo decideranno le gare, noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso ci sarà un bando e chi è interessato parteciperà. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.